Accoglienza profughi nel Bassanese, lunga l'eco di reazioni dopo l'incontro a Bassano tra il prefetto di Vicenza, Eugenio Soldà, e i sindaci della conferenza dei 28 comuni. 10, lo ricordiamo, hanno sottoscritto un documento per dire a chiare lettere no ai profughi. Bassano ha detto sì. Per gli altri, quello che elegantemente si chiama silenzio assenso, ma che ha indispettito e non poco le categorie economiche e produttive del territorio. Per quei sindaci che non hanno preso posizione, ritengo che sia giusto che si confrontino anche con la propria cittadinanza. Quindi, considerando che un sindaco è la massima autorità di PS su un territorio, è giusto che abbia ha la responsabilità sia della sicurezza pubblica, ma anche quella sanitaria. Forse era meglio che si confrontavano con i propri cittadini o quantomeno in una sede istituzionale come la conferenza dei sindaci avessero avuto il coraggio di dire sì o no. Da parte nostra, da parte di App Industria, da parte delle imprese, noi siamo i primi che abbiamo dato del lavoro a gente che veniva dall'estero, siamo i primi che abbiamo fatto le vere accoglienze. Oggi non siamo in grado di dare lavoro neanche ai nostri italiani. Qua noi stiamo facendo solo ingrassare cooperative, società che nascono dall'oggi al domani, onlus che sono società non riconosciute dallo Stato, che non hanno non hanno l'obbligatorietà di presentare nessun tipo di bilancio, quindi quei soldi che prendono da questi poveri cristi non sanno dove vanno a finire, come vengono gestiti e nessuno controlla. Quindi questo è immigrazione, aiutare o è business? A me mi dà tanto l'impressione di un business.